Dopo la bella vittoria sul Piacenza, l'Entella torna al lavoro per preparare la difficile trasferta sabato sera alle 20:30 all'Arena Garibaldi contro il Pisa. Il gruppo si allena sotto il sole di Chiavari, si rivede in gruppo anche Matteo Mancosu che tornerà a disposizione del mister e anche il nuovo acquisto Urso, arrivato un centrocampista classe 1994. È stato operato invece Christian Adorjan, a cui naturalmente tutti noi mandiamo un grande abbraccio. Per quanto riguarda i biglietti per la trasferta contro il Pisa, tutte le informazioni sulle nostre pagine social e sul sito internet www.entella.it. Francesco Urso, nuovo acquisto dell'Entella. Francesco, un primo mini bilancio delle tue prime giornate chiavaresi. No, sicuramente sono molto contento di essere arrivato in una grande società, in una squadra che sta facendo molto bene e quindi cercherò di inserirmi piano piano, di cominciare a conoscere i compagni e di cercare di dare una mano il prima possibile. Parlavi dei compagni, ti chiedo quanto è difficile cominciare una stagione in una nuova squadra praticamente a marzo, in questo se ti stanno aiutando. No, assolutamente, ho trovato dei ragazzi molto disponibili e molti di loro comunque li conoscevo perché avendoci giocato con qualcuno insieme, con qualcuno contro, è stato sicuramente più facile, però so che ci vorrà del tempo, qualche settimana per rimettermi a posto fisicamente, ma sono sicuro che potrò dare una mano. Che mesi sono stati questi per te e quanta voglia hai di dimostrare sul campo il tuo valore? Sono stati dei mesi abbastanza difficili, devo dire la verità, però sono molto carico, ho molta voglia di mettermi di nuovo in pista, di dare una mano a questa squadra a raggiungere quello che sarebbe un grande obiettivo per tutti. Ti chiedo appunto se hai seguito la squadra in questi mesi, come reputi il ruolo dell'Entella in questo campionato. Assolutamente sì, mi sono sempre interessato un po' a tutta la Serie C e la Serie B, ho guardato spesso anche le partite dell'Entella e ho visto una squadra che sta bene, che gioca molto bene, un grande allenatore, un grande staff e devo dire che l'Entella in questo campionato può fare molto bene, insieme alla Pro Vercelli ci sono molte squadre, anche come il Piacenza stesso che è stato battuto questa settimana, sicuramente ce la giocheremo fino alla fine.